Siamo al Pallacultura di Messina, qui sul Viale Boccetta. Stiamo assistendo alla manifestazione organizzata dai Forconi qua davanti alla sede dell'unico Palazzo della Cultura costruito in Sicilia, che è progettato per questo scopo. La manifestazione contro il ponte, ci sono qua i Forconi con le bandiere, il Fronte Nazionale Siciliano, Sicilia Indipendente. C'è Mariano Ferro intervistato, anche il gruppo del fronte, le bandiere. Questo è il Palazzo della Cultura, inaugurato da un paio d'anni, e la questione ponte è qua. La cultura alle 10. Il problema del ponte a Messina è un falso problema, che il ponte non si può fare, lo sappiamo da anni, è stato per tanto tempo utilizzato dalla destra e dalla sinistra a fini elettorali, ma in effetti il ponte non si può fare. Lo sanno tutti i progettisti, tutti gli ingegneri che hanno partecipato a questi concorsi in questi anni. I Forconi stanno entrando alla conferenza per contestare il ponte. Stamattina sull'Espresso abbiamo un articolo che parla dei Forconi e c'è una pagina dedicata alla Sicilia. Partiti nel caos, candidati eredi, sceglianze incerte da negoziare solo dopo il voto, così l'isola si prepara alle elezioni e a fare la prova generale per il governo nazionale del prossimo 10 2003. Nell'ultima pagina c'è una foto di Mariano Ferro in mezzo ai grillini. I Forconi corteggiano i grillini che ci fanno insieme la sera di un sabato al bar di Caltanissetta. I due candidati presidenti Forconi e Grillini, per i primi Mariano Ferro, il corpulento autotrasportatore Capopopolo, con Salvatore Ricci e Giuseppe Scarlata, per il Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancellieri, geometra, con Valera Alaimo di giurisprudenza, Giuseppe Sardella, Andrea Giordano, traduttore. La base vede un'intesa simbolica tra i due movimenti dal basso che hanno di mira ribaltare il sistema e defenestrare questa classe dirigente. Si entusiasma Ferro, Cancellieri frena, intesa ma nessuna alleanza. Ho fatto una ricognizione su internet e tutti gli attivisti sono detti contrari, ma c'è stima reciproca, non sarà l'ultima volta che prendiamo una birra insieme. In questo articolo Mariano Ferro viene definito il corpulento autotrasportatore Capopopolo. L'Espresso continua in quest'opera di confusionismo che confonde il Mariano Ferro, che era un imprenditore agricolo, con gli autotrasportatori, e descrive i ragazzi di 5 Stelle come geometri, studenti e traduttori. Ora, la presentazione della Sicilia in queste 3 paginette è veramente molto stretta, visto che si tratta della più grande realtà politica dell'Italia, è l'unica che ha un Parlamento di 90 deputati, costituito il 15 maggio del 1946, un Parlamento che ha lo stesso status politico dei senatori, i cui deputati hanno lo stesso status politico dei senatori della Repubblica, ed è per questo che non possono percepire uno stipendio inferiore a quello dei deputati italiani e dei senatori italiani. L'Espresso, che è un giornale ben informato, sembra di dimenticare tutto questo e continua nell'opera di confusione nazionale italiana, e anche a livello locale i giornali locali continuano a fare confusione su questo argomento. Addirittura ancora dopo quasi 14 mesi di attività dei Forconi ancora dicono che Mariano Ferro è un autotrasportatore
hanno avuto tutto il tempo di informarsi su questi argomenti. Continua l'opera di confusionismo, ma i forconi non si fermano, continuano a organizzare manifestazioni. Oggi sono qui dentro la sala delle conferenze di questa galleria d'arte moderna di Messina. Ecco, un forcone cerca di entrare.